giorni manifestazioni di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. I ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di formazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Mose, buona la seconda. Le barriere mobili alle bocche di porto di Chioggia, di Malamocco e del Lido Treporti hanno fatto di nuovo il loro dovere stamattina, quando la commissaria Spitz e la provveditrice alle opere pubbliche Zincone hanno disposto alle capitanerie di porto di bloccare la navigazione per il sollevamento delle 78 paratoie gialle. Nonostante forti raffiche di vento da scirocco più che di bora, la marea è rimasta contenuta all'esterno delle dighe, non riuscendo a penetrare in laguna e quindi nei centri storici. Il picco alla diga di Sottomarina è stato registrato alle 9:10 con 1,44 m sul livello medio del mare, mentre alla rilevazione di Chioggia Porto i centimetri massimi sono stati 91 alle ore 10:35 e a Vigo sono stati raggiunti 92 cm alle 11 di stamane. Solo l'imperversare della pioggia battente con tromba d'aria ha scaricato anche a Chioggia le acque meteoriche che hanno in parte allagato il corso del Popolo. Anche a Venezia la situazione è stata ottimale, con il picco di 65 cm alle 8:10. Davide, senti, ma questa della birra all'acqua di mare, questa proprio mi deve far capire, perché veramente non ho parole. Certo Andrea, qui abbiamo una Gose di Birra Nova, un birrificio pugliese di Bari. Loro hanno ripreso uno stile della Germania dell'Est, appunto come dicevo lo stile Gose, aggiungendo il 10% di acqua di mare dell'Adriatico, depurata e resa alimentare. È uno stile un po' particolare perché ha questo retrogusto sapido da marino, ma si sposa benissimo con il pesce, 100%. Una tromba d'aria attorno alle ore 9:30 di stamane ha scosso il cielo sopra Sottomarina e dintorni di Chioggia, che erano in attesa della piena dell'acqua alta, fortunatamente contenuta dal Mose. Il fenomeno atmosferico ha provocato danni ingenti a numerose strutture, allagato il lungomare, dove una costruzione asportata ha impattato contro un furgoncino e si è formata anche una voragine, e in più di una strada interna di grande traffico. Nell'area di Valdario il supermercato Eurospin ha visto il proprio tetto danneggiato dal maltempo che si è abbattuto. A Borgo San Giovanni, anche allo stadio Ballarin, la raffica ha demolito la tribuna stampa e scoperchiato il tetto del magazzino. Oltre 30 gli interventi dei vigili del fuoco, per lo più allo scopo di togliere l'acqua dagli stabili allagati, rimuovere gli alberi caduti dalle carreggiate, mettere in sicurezza le coperture in lamiera e le saracinesche volate via, come lo stabilimento in diga. Al cimitero di Sottomarina è avvenuto lo smottamento di alcune tombe di famiglia. La Bora non ha risparmiato una delle gru del cantiere del Mose, ancora in funzione, che è caduta a terra. Col grande maltempo di stamane è tornata alla ribalta alla scuola per l'infanzia Baldo Morin di Borgo San Giovanni la questione dell'ingresso. I genitori infatti sono molto arrabbiati dal tour de force che devono compiere coi propri bambini lungo il perimetro dell'edificio, anche con pioggia e vento,
allo scopo di entrare in classe. Schivando pozzanghere e fango, scavalcando ostacoli e nastri, le famiglie hanno chiesto alla dirigente scolastica di far accedere i piccoli dall'ingresso principale durante i giorni più critici a livello meteorologico, ma si sono sentite rispondere dell'impossibilità della cosa secondo i protocolli. Chiediamo aiuto, dice il gruppo di genitori in un video autoprodotto, perché non è possibile andare a scuola in queste condizioni, rischiando l'influenza eppure di farsi male. La maggior parte dei bambini, anzi, stamane è rimasta a casa. Che qualcuno ci aiuti. Primo giorno di scuola per il nuovo Consiglio regionale Veneto, eletto lo scorso 20 e 21 settembre. Sotto un cielo plumbeo, tra mezzogiorno e l'una, hanno fatto il loro ingresso i rappresentanti dell'Assemblea a Palazzo Ferrofini, reduci dall'esame al tampone svolto durante la mattinata negli ambulatori di Piazzale Roma. La prima seduta ha visto eleggere il nuovo presidente, riconfermando Roberto Ciambetti, oltre ai capigruppo di ogni forza politica e agli speaker. Era la prima volta, per quanto riguarda Chioggia, per il leghista Marco Dolfin, subito coinvolto in una riunione interna, e per il democratico Jonathan Montanariello, mentre un ritorno per Erika Baldin, rimasta da sola nel gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle.